Agrigento, nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, in contrada Petrusa, nella sala convegni dello spaccio dell'ente di assistenza della casa circondariale sovrintendente Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, è stato presentato ufficialmente il progetto Amaro, il mio eroe. L'Amaro della Polizia Penitenziaria, prodotto dall'ente di assistenza del personale dell'amministrazione penitenziaria, diretto da Giuseppe Di Rosa. È un'iniziativa importante che dà visibilità, che dà lustro, che dimostra che anche all'interno di un'istituzione penitenziaria può realizzarsi qualcosa di passionale e che contribuisce a rendere più qualificato anche l'operato di chi si spende quotidianamente per il funzionamento di questa difficile realtà. Io sono rientrato dopo 4 anni all'estremo nord, ossia in Trentino Alto Adige, conosco Agrigento, conosco i suoi problemi, le sue criticità e le sue anche virtù, e allora mi impegnerò nei limiti del possibile per lenire quanto più possibile le criticità antiche, per invece premiare e per potenziare e implementare le virtù che anche Agrigento possiede. Siamo riusciti, grazie anche all'operato del dirigente periferico dell'ente di assistenza, a ripristinare la funzionalità e l'efficienza di una foresteria che in qualche modo agevola in modo straordinario, anche per i benefici di indubbio risparmio finanziario, la possibilità di visitare la bellezza di questi luoghi, il loro colore storico, la loro architettura, e quindi ritengo che questo sia un ulteriore momento di visibilità e, perché no, anche, ripeto, di pubblicità di quello che è il nostro territorio e la realtà su cui insiste questo carcere. Questa è la seconda iniziativa che abbiamo intrapreso, l'amministrazione ha intrapreso in questo istituto, per ricordare la memoria dell'eroe Di Lorenzo, morto per mano mafiosa 25 anni fa in questi territori, in questa provincia di Agrigento. Di certo oggi la memoria di Di Lorenzo viene stata ricordata inizialmente con l'intitolazione dell'istituto per volontà del capo del Dipartimento, che con impegno e determinatezza ha voluto rispolverare la memoria e renderla ancora più forte il ricordo di Di Lorenzo. Oggi stiamo anche inaugurando con l'Amaro della Polizia Penitenziaria, stiamo proseguendo in questa attività di ricordo e di memoria. I nostri caduti devono sempre essere quale esempio, e il loro ricordo ci deve anche fortificare nell'attività quotidiana che giornalmente svolgiamo. Stiamo assistendo nell'ultimo periodo a una fase di grande apertura del carcere verso l'esterno, è assolutamente un momento di innovazione, grazie anche al responsabile dell'EAP. C'è stata una riapertura del locale spaccio per la promozione anche del benessere del personale, la intitolazione dell'istituto penitenziario ovviamente è avvenuta pochi mesi addietro, una riapertura anche della caserma con adeguamento dei locali in modo da rendere più gradevole il soggiorno di quanti non possono rientrare nelle loro case al termine del servizio. Quindi stiamo assistendo veramente ad un momento di grossa ricostruzione di quella che è l'istituto penitenziario di Agrigento. Tutto parte dalla memoria di Pasquale Di Lorenzo. Io ho lavorato con Pasquale, è stato mio comandante, io sono in questa amministrazione da ben 35 anni. Avevo un impegno con me stesso, la sala convegni era già stata intitolata a Pasquale Di Lorenzo, avevo un impegno, un sogno da realizzare, che era quello di creare qualcosa che potesse dare visibilità anche nazionale. Oggi abbiamo già i primi ordini a livello nazionale, Carinola è il primo spaccio in Italia che ha chiesto già l'Amaro il mio eroe. Il mio eroe nasce perché Pasquale Di Lorenzo era il mio eroe. Grazie a Dio mi posso permettere la produzione dell'EAP di Agrigento che io rappresento, verrà distribuito si presume anche agli esercizi commerciali esterni. L'etichetta nella collaborazione nasce proprio con la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, grazie all'intervento del professor Boscia, che ha creato da una foto di Pasquale Di Lorenzo l'etichetta che oggi vedete firmata. È un'etichetta che darà molta immagine a questo Amaro e che ringrazio pubblicamente sia il professore Prato che il professore Boscia.